presentare due poeti molto interessanti, una poetessa romana, Antonella Antonelli, un poeta eoliano, Davide Cortese, cose che poi alla fine chi conosce Antonella sa che è una poetessa tosta, che è una donna tosta, e quindi anche come poetessa lo è. Il bello di questa raccolta è che si è, diciamo, contaminata quando lei ci ha conosciuto, è venuta una volta a trovarci al laboratorio, ha sentito il nostro coro, diciamo così, poetico, è rimasta intrigata e ci ha voluto regalare questa raccolta, quindi è proprio con estremo piacere che la presento. Allora leggiamo. Allora leggiamo. L'ultima goccia del temporale. Mi alzo. È una scheggia di diamante nella roccia, l'ultima goccia del temporale pulita e sola. Per quanto sorprendente, non ci sorprende niente. Si scrollano le menti, seccano le sorgenti, si scioglie anche il catrame sotto le nostre trame. Chiudi la bocca, pesce di terra. Verrà la guerra ad arrostire il tuo pollaio, il macellaio a riparare il guaio. Verrà la guerra a stuprare l'autarchia e il becchino se la porterà via. Bulberà di salme le buche delle bombe e di lutto tondo le bocche delle donne. Serigrafata l'erba di sotto i loro sassi, e ogni sasso una vita, e ogni vita una sorte. Per quanto ci ha dolori, non ci dolora niente. Sui fronti si gioca a rubabandiera, scende la notte e ancora si spara. Quanti cervelli cercati per caso, quante ginocchia sul sacro sagrato. Verrà la guerra e avrà segnato un punto. Un guazzo ferroso ricopre l'ossario, anche per l'unto. Non esiste rosario che sgrani sapienza. L'impensabile perversione ci ammanta. La bandiera blanda si è arresa piatta allo stelo vuoto. Il silenzio si avventa. Nella sua furia danza, avanza, rumori avvolgenti, passi incerti, incerte insicurezze. Il buio, la luce, la pace, una voce. Dovremmo sverminarci il cuore, inetto relitto, onesto derelitto. Nell'immensa lacrima trema il remo, si sciolgono i raggi in rivoli d'oro. È una scheggia di diamante nella roccia, l'ultima goccia del temporale, pulita e sola. Non è culto delle ceneri, il ricordo, ci disse Gustav Mahler. È custodia del fuoco, disse. Custodia del fuoco è il ricordo. E mi bruciò la parola fuoco, che brucia, detta o ricordata. Lo tengo vivo, il fuoco della volta che ci baciammo piano. Vivo il fuoco della mia mano per la prima volta sulla tua pelle. Vivo il fuoco verde del prato, su cui imperai da supremo bambino. Vivo il fuoco dell'assenzio, di cui si intrisero le pareti della mia stanza. Vivo il fuoco della tua voce, che sussurrò lo scandalo dell'adolescenza. Io ricordo per non spegnere il fuoco, io ricordo perché tu non sia cenere. Non è culto delle ceneri il ricordo, lo dice ancora Mahler, perché io lo ricordo. È struggente custodia del fuoco, solo inesausta custodia del fuoco. Buonasera a tutti, io sono Alessia Fava, vorrei presentare Davide e ho scritto una nota introduttiva al suo lavoro, a Lettere dal Dorado, e quando mi chiamò un po' di tempo fa e mi disse se potevo comunque scrivere una nota, fui molto contenta perché il suo modo, la sua scrittura è molto vicina alla mia, perché poi Lettere da Eldorado ispira, diciamo, un tema molto a me caro. Credo che io e lui abbiamo in comune, oltre che il grande entusiasmo
entusiasmo nei confronti della scrittura, anche quella silenziosa umiltà con la quale ci si avvicina un po' alla poesia, alla quale si chiede non di essere celebrati ma di essere accolti. E questo Lettere di Eldorado è un cammino proprio all'interno della poesia, una ricerca di una terra dove la luce si fa più chiara, più potente. E dico brevemente due cose che mi hanno molto colpito, che poi fanno parte un po' sono due facce della stessa medaglia. È una necessità di fare poesia, quindi di ascoltarla, quello che lui sente, e tant'è vero che il poeta è chi è colui che riceve queste lettere da questo mondo incantato, lontano, e che compone poi per magico e necessario incanto sulla carta